Pensare che è stato lui, Luigi Putrone, a posare, che significa sospendere, il primo pentito, Pasquale Salemi, maraschino, perché era uno che beveva e che parlava troppo e poi aveva più donne. Così ha raccontato Alfonso Falsone. E Salemi in tribunale si è difeso, ma perché loro erano astemi e poi un'aviano femmini. Quando fu posato da Putrone, Pasquale Salemi era un uomo libero. Forse però, e probabilmente non si sbagliava, aveva paura di essere ucciso. E allora nella primavera del 97 entrò alla commissariato Frontiera e iniziò a svuotare il sacco. Gli ex amici attaccarono sui muri di Porto Empedocle dei manifesti funebri. È morto Pasquale Salemi. Lui partì, andò nel nord Italia. I suoi parenti in Messina furono incaricati di scovarlo e ucciderlo, ma lo risparmiarono e al ritorno a Porto Empedocle dissero che Maraschino non aveva raccontato nulla di grave. Poi invece l'operazione Akragas 1, il primo colpo mortale contro Cosa Nostra Agrigentina, più di 40 arresti, tra cui anche il secondo e poi il terzo pentito della Marina, Alfonso Falsone e Giulio Albanese. Ancora Luigi Putrone. Fu il fratello Giuseppe a scoprire Fofò Falsone, uno che si faceva rispettare. Poi fu addestrato da Luigi. Dal 90 al 96, quasi 20 omicidi, una carriera fulminante. Tanto che già nel 95 Alfonso Falsone a Porto Empedocle era secondo solo a Luigi Putrone. Decidevano tutto loro due, a dritta, ha raccontato Giulio Albanese, senza chiatta, il terzo pentito, che ha iniziato a collaborare per amore di sua figlia. Così ha raccontato, eccolo qui, dietro le sbarre dell'aula bunker del carcere Petrusa di Agrigento, il primo giorno che è stato interrogato dalla corte d'assise del processo Akragas, presieduta da Luigi Patronaggio. Luigi Putrone è stato latitante quasi 7 anni, dalla sera del 17 marzo del 98, quando è scattata la prima retata dopo le rivelazioni di Salemi, poi al citofono di casa sua a Porto Empedocle, al numero 9 di via Gramsci, non ha risposto nessuno la sera del 9 gennaio del 1999, quando le dichiarazioni di Alfonso Falsone hanno provocato il secondo blitz Akragas. L'11 agosto del 2005 Luigi Putrone è a Ustin ad Laben, nella Repubblica Ceca, a 70 chilometri da Praga. Indossa una tuta sportiva azzurra, entra in un panificio, compra il pane e quando esce è bloccato dai carabinieri di Agrigento, che lo arrestano. Queste sono le sue 2 ultime fotografie pubbliche. È il pomeriggio dello scorso 14 luglio, il giorno dell'estradizione. Putrone è appena atterrato all'aeroporto di Fiumicino ed è diretto alla carcere di Rebibbia, a Roma. Ha il volto teso, preoccupato. Forse ha già pensato di pentirsi, di collaborare. Adesso lo attende una nuova vita.